Buona giornata a tutti cari amici di Radio Luna Sport, siamo naturalmente in diretta con la nostra emittente, la parte sportiva. Abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico in diretta il mister del team Nuova Florida che domenica prossima affronterà allo stadio di Ardea, allo stadio Marco Mazzucchi di Ardea, il Carbonia Calcio 1939. Benvenuto mister Andrea Bussone. Grazie dell'invito e un buon pomeriggio a tutti. Allora mister, insomma un campionato certamente non facile, questo considerando anche i problemi del Covid. Cosa ne dice di questa problematica? Io lavoro nel sanitario, perciò capivo un po', non in prima persona come sta nell'ospedale, ma ci sono abbastanza vicino. Dobbiamo essere più responsabili noi cittadini e capire che dobbiamo iniziare a qualcosina adesso per stare anche più tranquilli, perché poi andare in quarantena, mettere persone in quarantena vuol dire creare problemi lavorativi a molti, oltre forse quelli di salute, perciò dobbiamo prestare più attenzione. Assolutamente. Credo che più andremo avanti, più ci sarà il rischio che si bloccherà anche il campo dilettantistico. Eh sì, abbiamo già visto insomma difficoltà già in queste prime 3 giornate. 2 partite annullate la settimana scorsa, proprio qui allo stadio allo stadio Zobro di Carbonia non si è potuta disputare la partita perché la formazione avversaria del Carbonia Calcio aveva nelle sue file un giocatore, se non vado errato, insomma, che era il risultato positivo. E anche l'altra partita Nocerina Torres con un dirigente della formazione sassarese, stessa cosa anche per lui, positività. Insomma, non sarà facile, immagino, mister, no, in questa stagione. No, non sarà facile e sarà sicuramente, sarà un campionato non completamente regolare, non dico passato perché non voglio esagerare, ma veramente non regolarissimo. Se noi pensiamo al Gladiator che ha 9 persone, 9 calciatori positivi al Covid, vuol dire loro adesso gli altri ragazzi ne faranno quarantena. Tra 10 giorni torneranno ad allenarsi, ma non sarà la stessa cosa. Dopo 4 giorni giocheranno almeno 8-9 assenze. Insomma, non credo che sia la stessa cosa che affrontare il Cagliari al completo. Certo. Saranno delle gare molto passate dal punto di vista. Sono pienamente d'accordo, insomma è una stagione davvero difficilissima. Parliamo invece della parte più prettamente sportiva, insomma voi avete pareggiato nella trasferta in Sardegna la scorsa domenica, insomma a Muravera, un campo tra l'altro non facile, giocando una buona partita, no mister? In vantaggio al 4° minuto con Gambioli e raggiunta la sua squadra solo nel finale con il pareggio al 41esimo a 4 minuti al termine di Nurchi, insomma. Come ha visto questo pareggio? Noi veniamo da 2 sconfitte, una molto pesante infrasettimanale, un po' anche le forze assolutamente della parte del tiro a livello unico sono un po' calati, ma Moravera è una squadra che ha giocatori fortissimi. Penso a Pinna, Nurchi, De Marchis e De Marchis che hanno fatto le fortune di Torres e Sassari, senza contare Catausi. Noi abbiamo bisogno di fare punti, siamo partiti forti, aiutati anche dal vento e nella prima fase di gioco abbiamo legittimato il vantaggio e probabilmente avremmo potuto raddoppiare con Portini dopo pochi minuti solo in area con colpo di tempo. Nel secondo tempo è uscito poi tutta la quella del Muravera, ci ha chiuso dall'angolo ed è alla fine giusto che abbia pareggiato perché comunque hanno delle qualità delle intenzioni di gioco importanti. E a noi il punto può andare bene, alla fine Muravera era una delle trasferte più difficili della stagione. Ecco mister, come attende invece domenica prossima la formazione neopromossa del Carbonia Calcio che è partito molto bene in questo inizio di campionato battendo la Torres, ricordiamo Torres che è una formazione allestita insomma per veleggiare nelle parti alte della classifica e poi un buon punto conquistato nel finale alla Nusei, devo dire la verità un po' soffrendo. Ma intanto la mister Mariotti in panchina che erano dei tecnici più bravi e navigati della categoria, perciò anche quando soffre riesce a portare a casa 1 o 3 punti e la fine della Nutella è una dimostrazione che comunque ha fatto rimanere il Carbonia in gara fino alla fine e poi ha sfruttato il calcio di punizione e ci a portare a casa un punto importante. Sicuramente è una squadra ben messa in campo, difficile da affrontare, che fa un pressing offensivo, sono molto aggressivi. Sicuramente non è in qualità ad oggi la Torres dell'anno scorso di Mister Mariotti, ma
sicuramente una gara difficile e per fare punti dovremo essere concentrati su tutto l'atto dei nostri. Sì, certamente un Carbonia che vuole, così come mi dice sempre mister Mariotti e che sentirò più tardi andando allo stadio Zoboli all'allenamento, insomma non è venuto a Carbonia per fare un campionato solo per mirare alla salvezza. Lui dice ci giocheremo partita dopo partita e quindi anche domenica credo si presenterà nel vostro stadio a viso aperto. Ma sicuramente lui era, poi le caratteristiche, lui spesso gioca con 2 punti o un trequartista, cioè non puoi scendere nel campo con 3 attaccanti e pensare a portare a casa il pareggio. Verranno sicuramente per fare il bottino pieno, noi non possiamo metterci altri passi in casa, speriamo questa volta di vincere. Per cui mister Bussone si attende una partita molto interessante, domenica l'appuntamento se non vado errato è alle 14:30, giusto l'inizio della gara? Non so che ci sia sinceramente il cambio d'orario di misura di anticipo, il parrucchiero non mi sono informato, sto andando a campo anche tra poco, perciò non... Va bene, comunque mister sarò lì in tribuna per commentare ovviamente per quanto riguarda la mia mittente ufficiale che segue le partite del Carbonia Calcio, per cui avremo modo certamente di conoscerci e poi di intervistare direttamente lei proprio lì allo stadio alla fine della partita. Naturalmente dalla Sardegna un grande in bocca al lupo mister. In bocca al lupo sempre, un grande abbraccio anche a voi, in bocca al lupo per tutto. Buona giornata mister e buon allenamento. Grazie anche a voi. Grazie. Grazie. Grazie.